Caso Resinovic, accolta la richiesta di incidente probatorio del PM per nuove analisi sui reperti, rigettata quella su Visentin per esami medico-legali, il GIP, la vertebra era già rotta. Tenta di sedare la lite fra un amico e un altro straniero, ma viene accoltellato, il giovane risponde colpendo l'aggressore con bottiglie di vetro, 2 afghani denunciati dai carabinieri. Manca la presa e cade sulla rete rimanendo ferito. L'incidente che ha coinvolto un trapezzista del Cirque du Soleil è avvenuto ieri pomeriggio durante lo spettacolo delle 16. 4.500 flaconi di detersivi e detergenti contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Trieste, i prodotti scoperti a bordo di un tir proveniente dalla Turchia. Collegamenti marittimi garantiti, dal prossimo anno li gestirà direttamente la Regione, la tratta Mestre-Muggia rimane in capo a Trieste Trasporti. Nuove scoperte archeologiche della Basilica Paleocristiana, reperti svelati grazie agli scavi del complesso scolastico di via Madonna del Mare, verrà costruita una struttura per le visite. Inaugurato alla biblioteca del Quadrilatero di Melara il nuovo punto allattamento, un angolo attrezzato pensato per agevolare le mamme e promuovere la lettura. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Questi i titoli, però ci sono due emergenze di cui dobbiamo occuparci assolutamente in apertura. La prima, andiamo con le immagini in Viale Miramare all'altezza del Pane Quotidiano, dove c'è il nostro Gianluca Valenta, perché attorno alle 18:30 di questo pomeriggio un'auto parcheggiata, secondo le prime ricostruzioni, un'auto parcheggiata avrebbe preso improvvisamente fuoco, coinvolgendo uno scooter che stava transitando sul momento. Questa è l'unica ricostruzione che al momento possiamo dare. Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente dalla parte posteriore della vettura e hanno investito in pieno il motociclo, causando ingenti danni. Alcuni presenti hanno usato estintori per domare il rogo in attesa dei vigili del fuoco. Il traffico è andato in tilt con lunghe code in entrambe le direzioni. Lo scooterista o la scooterista è stata trasportata a Cattinara. Spavento notevole tra i presenti, sul posto la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Questi dunque quello che al momento possiamo dire per quanto riguarda l'incidente in Viale Miramare. C'è stata contemporaneamente un'altra emergenza, un'emergenza in via Giulia, angolo via Ireneo della Croce, dove si è sviluppato un incendio. Dovremmo avere le immagini anche di questo avvenimento, in attesa poi di collegarci con il nostro Gianluca Paladin, che dovrebbe essere sul posto. Non vedo ancora le immagini, per cui a questo punto io direi che possiamo far vedere il primo servizio che riguarda il caso Resinovic. La vertebra toracica T2 non è stata rotta dal preparatore anatomico Giacomo Molinari in sede di autopsia. Tale lesione era già emersa al momento della TAC 3 giorni prima, l'8 gennaio 2022. Lo scrive nero su bianco il giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante, rigettando la richiesta di incidente probatorio avanzata dai legali di Sebastiano Visentin, Paolo e Alice Bevilacqua, per eseguire nuovi esami medico-legali sulla salma di Liliana Resinovic. Il GIP invece ha accolto la richiesta di incidente probatorio del pubblico ministero, Ilaria Iozzi. Si procederà dunque con nuovi esami sui reperti del caso Resinovic, i famosi 15 punti evidenziati dall'accusa. L'udienza è stata fissata per l'8 luglio. Le parole di Molinari, che a mezzo stampa aveva avanzato l'ipotesi di poter essere stato lui a provocare la lesione alla vertebra toracica T2 con una manovra di iperestensione del collo di Liliana durante l'autopsia dell'11 gennaio 2022, erano state ampiamente analizzate dalla nostra emittente durante le trasmissioni di Ring, con tanto di immagine TAC e documentazione della dottoressa Cristina Cattaneo, che invece evidenziavano la lesione già in sede di esame radiologico.
Nella consulenza medico-legale precedente a firma del radiologo Cavalli e del dottor Costantinides, quella frattura non era stata rilevata. Nelle motivazioni con le quali il GIP rigetta la richiesta di incidente probatorio degli avvocati di Visintin, volta a far luce sulle differenze fra le due consulenze, viene richiamato proprio lo studio a firma Cattaneo. È escluso che la rottura della vertebra possa essere stata da lui provocata, si legge nel documento, in riferimento a Molinari. Quindi quella lesione non è stata vista durante la lettura della TAC dell'8 gennaio? Comunque ora focus sulla perizia. Verranno svolte indagini sui reperti come gli abiti e i coltelli di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie, il cordino, il materiale trovato sotto le suole delle scarpe di Liliana, il braccialetto col disegno greco, lo spago che teneva legate le chiavi, le formazioni pilifere trovate addosso a Liliana e sui vestiti e ovviamente i sacchi neri. Indagini di natura dattiloscopica, merceologica e genetica. L'incarico per i nuovi esami sarà affidato ai periti, i professori Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi. Allora, probabilmente siamo in grado di collegarci, sì, lo vedo, con il nostro Gianluca Paradini che è in via Giulia, proprio dove si è sviluppato un incendio questo pomeriggio, poco prima delle 19, quindi davvero pochi minuti fa. Abbiamo perso per un momento il collegamento, credo che Gianluca forse è in grado di dirci qualcosa. A te Gianluca. Sì Umberto, grazie della linea. Innanzitutto vi chiedo conferma se mi sentite. Perfettamente. C'è veramente tanta gente. Grazie Umberto, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Purtroppo raccontiamo di un incendio che ha determinato l'evacuazione sostanzialmente di un intero palazzo qui alle mie spalle in via Giulia, il palazzo giallo, quello con le infrastrutture appunto che vedete alle mie spalle dei lavori in corso. Grande dispiego di mezzi con i pompieri che sono intervenuti con autobotte, autoscala, tanti vigili del fuoco, ma anche l'automedica e il 118, perché dovendo evacuare un intero palazzo naturalmente si temevano intossicati o feriti ancora più gravi. In realtà così per fortuna sembra che non sia stato. I lavori di spegnimento del tetto del palazzo sono durati circa 3/4 d'ora, poi fortunatamente il fuoco è stato domato in tempi brevi, tanta paura perché le persone sono state evacuate e ovviamente si chiedevano cosa fosse successo. Infatti dalla nostra terrazza di Tele4 vedevamo le immagini che stiamo mostrando anche adesso del fumo nero denso che saliva e si stagliava in cielo. Non rileviamo al momento i feriti, solo tanta paura con gli sfollati che sono usciti, tante persone qui ad assistere ovviamente alle operazioni che però ora si stanno concludendo. Sul posto anche polizia locale per chiudere ovviamente parte un tratto di via Giulia, polizia locale, polizia di Stato, strada chiusa da ambo i lati, una sorta di manovra stop and go per gli autobus, una sorta di senso unico alternato, anzi un vero e proprio senso unico alternato per poter procedere con la viabilità. Come vedete alle mie spalle anche dall'altro lato, insomma, la strada che è ancora parzialmente interdetta. Se ci sono novità Umberto ti scriverò, ti avviserò. Comunque ricapitolando, fumo dal tetto del palazzo qui di fronte a noi, quello giallo in via Giulia di fronte al giardino pubblico, palazzo che ha tra l'altro i lavori in corso, pare non ci fosse nessuno sulla sommità del tetto, però comunque tanta paura, tante persone sfollate, un intero stabile. Per ora non abbiamo notizie di feriti, vi restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paradin per questo collegamento, quindi ove vi saranno delle novità nel corso del telegiornale, sia per quanto riguarda l'incendio sia per quanto riguarda l'incidente, in Viale Miramare ve le daremo logicamente. Chiedo scusa. Denunciati per lesioni 2 cittadini afghani ieri sera alla lite in Largo Barriera. Ha cercato di sedare una lite scoppiata fra l'amico e un altro giovane e per tutta risposta è stato accoltellato al sedere. Ennesimo episodio violento con l'utilizzo di un coltello a Trieste nella serata di ieri. Il teatro dei fatti, Largo Barriera. 2 cittadini afghani stavano litigando per i proverbiali futili motivi, con tutta probabilità a seguito di una serata alcolica. Il terzo individuo, anch'esso afghano di 23 anni e amico di uno dei litiganti, è intervenuto mettendosi in mezzo ai due per placare gli animi. Il 23enne ha quindi trascinato via l'amico, ma l'altro straniero, un 30enne, ha estratto la lama, ha rincorso il giovane che aveva cercato di sedare la lite e lo ha accoltellato a un gluteo. Quindi è scoppiato il Far West, sono volate bottiglie di vetro e anche l'accoltellatore è rimasto ferito.
Erano le 21:30 quando sul luogo della violenza sono intervenuti i carabinieri della stazione di via Ermet. I militari dell'Arma hanno riconosciuto la vittima della coltellata. Il cittadino afghano, regolare sul territorio, è gravato da precedenti di polizia. Questi e il 30enne connazionale sono stati medicati all'ospedale di Cattinara per le lesioni riportate. Interrogati dai militari dell'Arma, i due si sono accusati reciprocamente. Entrambi sono stati denunciati e verrà anche valutato l'avviso orale. In corso anche la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per far piena luce sulla vicenda. Brutto incidente ieri durante una replica di Allegria. Un trapezzista manca una presa, cade e batte il capo sulla rete di protezione. Un brusco atterraggio nella rete di protezione. Di questo parla la nota ufficiale emessa dal Cirque du Soleil in merito all'incidente che ieri pomeriggio, durante lo spettacolo delle ore 16, ha coinvolto uno degli artisti che fa parte del numero di trapezio volante che chiude Allegria in A New Light. Secondo quanto riporta Trieste Prima, l'artista avrebbe mancato una presa durante un passaggio e sarebbe caduto battendo il capo contro una parte della rete di salvataggio. Lo spettacolo, si legge nella nota, in conformità con i protocolli di risposta alle emergenze che la compagnia ha predisposto, è stato interrotto per portare l'artista nel backstage, dove è stato preso in cura dal team medico dello spettacolo. Dopodiché il trapezzista, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni saranno monitorate anche dall'equipe medica del Cirque du Soleil per determinare quando potrà ritornare in scena. Allegria in A New Light continua le rappresentazioni fino al 13 luglio. Lo spettacolo del Cirque du Soleil si appresta a battere i record di affluenza di tutti gli spettacoli dal vivo in Friuli Venezia Giulia. Maxi sequestro di detersivi contraffatti nel porto di Trieste. Detersivi e detergenti vari recanti numerosi marchi contraffatti riferiti a noti brand del settore. I finanzieri del Comando Provinciale di Trieste e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne hanno sequestrato ben 4.500 flaconi nel porto di Trieste. L'operazione ha avuto origine da un controllo doganale, nell'ambito del quale il personale operante ha riscontrato che a bordo di un tir proveniente dal porto di Gemlik in Turchia, cartolarmente destinato alla Germania, erano trasportati numerosi colli costituiti da diverse tipologie di detersivi e detergenti per i quali fin da subito è stata ipotizzata la contraffazione, in considerazione del fatto che entrambe le tipologie di prodotti erano state imballate in modo promiscuo. Le iniziali ipotesi investigative sono state confermate poi dal risultato delle perizie eseguite dalle aziende titolari dei vari loghi opportunamente interessate, che classificavano tutti i prodotti come non autentici. Il contrasto alle frodi doganali è fondamentale per preservare le risorse del bilancio dell'Unione Europea e dello Stato, scrivono le Fiamme Gialle in una nota, per salvaguardare gli operatori economici onesti dalla concorrenza sleale di quelle imprese che introducono nel mercato prodotti e prezzi inferiori e per tutelare i cittadini dall'ingresso di merci di dubbia natura e provenienza. I militari della stazione di Trieste Scorcola hanno denunciato in stato di libertà una 39enne del posto pregiudicata, ritenuta responsabile del furto di denaro all'interno degli spogliatoi di una scuola di danza. L'indagine ha preso avvio dalla denuncia sporta dal titolare della scuola di danza, appunto, il quale aveva segnalato l'increscioso episodio dopo che alcuni allievi avevano lamentato la mancanza dei loro averi dagli armadietti. Grazie alle immediate attività investigative dei carabinieri, che hanno incluso le testimonianze e la visione di alcuni fotogrammi, è stato possibile risalire in breve tempo all'identità della presunta autrice del furto. La donna è stata deferita in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato. Adesso ci occupiamo della riattivazione del collegamento via mare Trieste-Grado. L'assessore regionale ai trasporti Amirante ha annunciato un'importante novità per quanto riguarda la gestione delle tratte a partire dal prossimo anno. Abbiamo previsto nell'assestamento estivo di poter gestire direttamente come Regione, andandolo a sottrarre alla gestione del contratto che riguarda la gomma e i marittimi, tutto il comparto dei marittimi, ad eccezione del servizio, quello annuale, che Trieste svolge, chiaramente, che essendo annuale si incardina nel sistema complessivo del TPL.
L'assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione annuncia la novità per il prossimo anno rispondendo alla domanda sulla partenza dell'annunciato collegamento via mare tra Trieste e Grado. Domanda scaturita anche dalle sollecitazioni dei telespettatori di Tele4 che quasi quotidianamente ci chiedono informazioni sull'apprezzato servizio sospeso un anno fa dopo che la motonave Audace rischiò di naufragare al largo dell'Isola d'Oro. La nuova imbarcazione della compagnia Navisarda di Alghero è già stata individuata e si chiamerà Nereos, ma la data d'avvio del servizio non è ancora certa perché si attendono le ultime autorizzazioni. Allora, la Regione ovviamente ha messo a disposizione i fondi ulteriori che ci sono stati chiesti da TPL e FVG, siamo in attesa però che si renda disponibile l'imbarcazione che è stata individuata da APT per garantire questo servizio. Anche noi telefoniamo tutti i giorni come i cittadini alla TPL per sapere se si sono concluse le pratiche burocratiche per poter attivare questo servizio. Ci avevano garantito per i primi di luglio, stiamo incrociando le dita perché ciò avvenga. La Capitaneria sta facendo tutte le sue attività e non solo la Capitaneria, perché l'anno scorso purtroppo c'è stato un evento poco diciamo piacevole che è ancora oggetto di indagini da parte di Procura della Repubblica e quindi chiaramente la sicurezza prima di ogni cosa. Parliamo adesso del Consiglio Comunale di questo pomeriggio. È partita in vero piuttosto in sordina la seduta odierna del Consiglio Comunale, perlomeno rispetto al clima infuocato delle scorse settimane quando si discuteva di cabinovia. A dire il vero anche l'ordine del giorno odierno proponeva argomenti non da poco, Tari e variazione di bilancio, così riassunti dall'assessore Bertoli. Oggi portiamo questi due provvedimenti molto importanti, da un lato la tassa rifiuti che vedrà seppur lievemente dei ritocchi ribasso per le famiglie, da 2 a 7 euro a seconda del numero dei componenti familiari, e poi una variazione, la prima versione di bilancio dell'assestamento in conto corrente che immette 16 milioni di euro di risorse nuove. In un clima abbastanza tranquillo, perlomeno per quanto riguarda l'argomento Tari, l'Aula ha preso nota degli interventi dei consiglieri, quelli di opposizione intenti anche a dare suggerimenti per incrementare la raccolta differenziata. L'esame della variazione di bilancio ha affrontato i vari capitoli di spesa nuovi. Dei 2 milioni e 800 mila euro per gli eventi culturali e turistici compreso Natale in questa città, 1 milione e 800 mila euro per i Verdi, 2 milioni in più per i servizi sociali del Comune di Trieste, per arrivare poi anche degli eventi importanti, anche se con cifre minori, da manutenzione dei giardini del verde pubblico per 540 mila euro, gli impianti sportivi per altri 800 mila euro, scuole e biblioteche per 800 mila euro. Le opposizioni hanno presentato alcuni emendamenti, abbiamo chiesto al pidino Luca Salvati di condensarne la ratio, cui si è arrivati ascoltando i cittadini. È emerso che le cose più richieste sono sicuramente la manutenzione delle aree gioco, la manutenzione delle aree verdi e delle scuole. Delle scuole perché abbiamo visto negli ultimi anni che, essendovi una mancanza di programmazione, spesso bisogna rincorrere dietro ai lavori, spostando e creando non pochi disagi perché i ragazzi devono poi spostarsi altrove. Il nostro auspicio è che almeno una parte di questi emendamenti vengano accolti, anche perché si tratta comunque di tematiche che non dovrebbero avere alcun colore politico. Abbiamo un aggiornamento sulle dinamiche dell'incidente di Viale Miramare. Un'auto fa passare un pedone sulle strisce pedonali, arriva uno scooter e lo tampona non riuscendo a frenare in tempo. L'auto prende fuoco con all'interno una famiglia, marito, moglie e figlia. Non riescono ad aprire le porte inizialmente per colpa della sicurezza dell'auto che blocca le porte in caso di incidente. Sono stati soccorsi in un primo momento da parte di chi lavorava al bar Pane Quotidiano con un idrante che poi i passanti, insomma, sono stati subito chiamati i pompieri e le forze dell'ordine. Lo scooterista coinvolto nell'incidente è stato portato in ambulanza a Catinara. Quindi questa è la dinamica. L'automobile si ferma per far passare un pedone, lo scooter dietro non riesce a fermare, tampona l'automobile prende fuoco. Gli occupanti dell'automobile, padre, madre e figlia, non riescono ad uscire perché nel frattempo si erano attivati i sistemi di sicurezza dell'autovettura. Dal bar Pane Quotidiano escono per i primi soccorsi, vengono immediatamente chiamati
le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il conducente dello scooter è stato portato in ambulanza a Catinara. E adesso invece passiamo ai volontari tutela ambiente. Diffusione di informazioni sulla normativa ambientale e la sensibilizzazione della collettività sui comportamenti corretti da adottare per il rispetto dell'ambiente, divulgazione di buone pratiche e condotte orientate alla tutela dei beni ambientali, anche attraverso progetti di educazione ambientale, sono alcuni dei compiti dei volontari per la tutela dell'ambiente per i quali la Giunta del Friuli Venezia Giulia ha istituito uno specifico registro regionale approvando un relativo regolamento. Questo prevede inoltre che il volontario possa contribuire alla raccolta di dati e informazioni, al monitoraggio ambientale e partecipare a iniziative di pulizia per la rimozione di rifiuti sui fondali marini, nelle aree lagunari e fluviali, specchi lacustri, parchi, boschi e altri terreni. È un importante miglioramento del quadro regolamentare di quei cittadini che hanno il merito di aver scelto di impegnarsi in forma volontaria per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, uno slancio che le istituzioni hanno il dovere di proteggere e agevolare, ha detto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, che ha reso nota l'approvazione della bozza del regolamento per il registro regionale dei volontari per la tutela ambientale. Approvata la domanda di iscrizione, il volontario è ammesso ai corsi di formazione organizzati dall'ARPA. Le attività sono svolte in maniera personale, spontanea e gratuita per fine di solidarietà senza scopo di lucro neppure indiretto. Non è previsto compenso economico se non il rimborso delle spese sostenute, che potrà essere riconosciuto dagli enti promotori delle attività. Adesso possiamo andare in pubblicità. Rientriamo in studio. I lavori di risistemazione del complesso scolastico di Via Madonna del Mare hanno fatto luce su ulteriori reperti della Basilica Paleocristiana. Sarà creata una struttura per visitare i nuovi resti ritrovati. In Via Madonna del Mare, al di sotto dell'edificio scolastico al numero civico 11 e dell'antistante Via Tigor, è presente un'area archeologica gestita dalla soprintendenza che consente di ammirare i resti della Basilica Paleocristiana scoperta nel 1963. I lavori di risistemazione del complesso scolastico afferente all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri hanno consentito di far luce e estendere le conoscenze sulla Basilica Paleocristiana. I lavori di scavo a circa 3 metri di profondità hanno svelato una parte ben conservata dell'edificio di culto tardo antico. È stato individuato il muro perimetrale della navata della basilica che ha protetto parte delle pavimentazioni musive dell'aula dall'azione del tempo. Lo scavo archeologico nell'area esterna al muro perimetrale della basilica ha consentito di individuare in prossimità del muro del transetto, in una zona probabilmente porticata delimitata da un basso muro, i resti di un possibile battistero della prima fase della chiesa, presto defunzionalizzato e trasformato in uno spazio aperto esterno all'edificio, dove sono state individuate una dozzina di sepolture del V-VI secolo d.C., in larga maggioranza di infanti o bambini. Ora sarà creata una struttura sotterranea al di sotto della palestra e dell'atrio della scuola, connessa con lo spazio esistente della soprintendenza. Ciò consentirà di avere un'area archeologica sotterranea visitabile per godere dei resti della Basilica Paleocristiana di Via Madonna del Mare. Lo stato di conservazione dei resti archeologici della Basilica, che sono eccezionali, in particolare quelli relativi alla seconda fase di mosaici, mosaico policromo, la cui conservazione, pur danneggiata dal tempo e dalle lavorazioni successive, si preserva veramente molto bene ed eccezionale e ha, potremmo dire, un confronto con i mosaici molto più importanti, più noti di Aquileia. L'assessore Lodi, presente all'incontro con la stampa, ha precisato che tutto ciò non interferirà con i lavori all'edificio scolastico. Questo non comporta assolutamente un ritardo nell'esecuzione dei lavori o un fermo dei lavori, questo ci tengo a dire alle famiglie, i lavori continuano ovviamente con delle prescrizioni, ma era importante anche spiegare alla cittadinanza cosa abbiamo ritrovato e motivando ovviamente tutti i vari step di autorizzativi che ne sono conseguiti per portare avanti anche ovviamente lo studio dei reperti. È partito oggi il progetto del Comune che coinvolge i volontari della Protezione Civile e i ricreatori estivi.
Il gruppo comunale della Protezione Civile entra nei ricreatori estivi di Trieste per incontrare i bambini e i ragazzi che li frequentano, un progetto che si svilupperà in questi mesi. Oggi il primo incontro nel ricreatorio Padovan, un modo per coinvolgere i cittadini più giovani sulle attività istituzionali, per parlare di prevenzione e di come affrontare situazioni emergenziali. 10 i volontari coinvolti in questo progetto che visiteranno tutti i ricrestate della città. I giovanissimi avranno così anche l'opportunità di conoscere gli strumenti di lavoro della Protezione Civile. È un progetto di cui sono veramente molto fiera e orgogliosa. I ricrestate sono un'eccellenza del nostro territorio, ma da quest'anno entreranno anche quelli che sono i valori e l'impegno dei nostri volontari comunali di protezione civile. Il progetto nasce proprio sulla spinta dei volontari stessi che hanno chiesto alcuni mesi fa all'amministrazione comunale e in particolare a me, all'assessore De Blasio, di farci da tramite affinché loro potessero in qualche modo intercettare anche i cittadini più giovani e sensibilizzarli sui temi della protezione civile, sulla prevenzione. E così è nato questo progetto assolutamente nuovo e innovativo. La protezione civile non era mai entrata nei ricreatori cittadini e lo fa da quest'estate con delle lezioni assolutamente interattive che coinvolgono gli operatori ma anche i mezzi e gli strumenti di lavoro della protezione civile. Quindi si parlerà di come la protezione civile opera nelle situazioni di emergenza, ma si parlerà anche di quelle che sono le buone pratiche che anche i giovani cittadini devono conoscere per saper riconoscere eventuali situazioni di rischio e minimizzarne gli effetti negativi. Inaugurato alla Biblioteca del Quadrilatero di Melara il nuovo punto allattamento, un angolo attrezzato pensato per agevolare le mamme e promuovere la lettura. Qui abbiamo inaugurato il cosiddetto punto allattamento, cioè un luogo in cui la mamma con bimbi piccolissimi e forse con i suoi sorelline o fratellini può utilizzare all'interno di una biblioteca nel momento del cambio o del momento più intimo dell'allattamento. È un modo per andare incontro alle esigenze di tutte le donne, ma ci consente anche di promuovere la lettura a tutte le età. Quello inaugurato oggi alla Biblioteca Lina Mari Marinelli a Melara è solo l'ultimo in ordine di tempo tra i punti allattamento delle biblioteche comunali realizzati grazie al contributo della Regione. Ho scritto un emendamento per mettere 300.000 euro, diventata legge per tutti i comuni della Regione, per creare dei punti allattamento non solo nelle aree comunali ma con un'altra linea contributiva in musei e biblioteche. Il Comune di Trieste è stato bravo a prendere una buona quota del finanziamento e riuscirà a coprire tutte le biblioteche comunali. I punti allattamento sono 5 nelle biblioteche comunali, alla luce di rilevate frequentazioni di mamme con neonati e figli in età prescolare. Il servizio biblioteche ha ritenuto importante allestirli per garantire alle donne un luogo intimo e riparato. Questa progettualità parte ancora da quando ricoprivo il ruolo di assessore alle politiche dell'educazione e della famiglia del Comune di Trieste, un progetto che si inserisce nel più ampio livello di politiche attive per la famiglia, che voleva proprio dare una risposta alle madri, alle donne, dicendo loro che le istituzioni, i luoghi pubblici come questo vi accolgono e vi sostengono. Uno spazio per l'allattamento, per il cambio, in un spazio integrato che concede anche alle mamme di poter ricrearsi e aggregarsi e soprattutto svolgere attività di lettura. Ricordo che questo spazio è usufruito non solo all'utenza, quindi chi vive all'interno del complesso dell'altra, ma ne godrà anche tutti gli abitanti delle zone limitrofe. È tutto per questa sera, ci vediamo domani già alle 7 con Sveglia Trieste. Buon proseguimento.